Quando viaggiamo pensiamo ai chilometri trascorsi, prima ancora del tempo. È come se fossero le distanze a calcolare la differenza tra quella che eri e quella che sei. Si superano i confini geografici per fare i conti con quelli nella nostra mente. Ci apriamo a tutte le esperienze nuove che ci vengono incontro, accogliendole senza paura. Ci catapultiamo in realtà sconosciute, affascinanti e profonde. Percorsi nuovi in cui non si teme affatto di perdersi. Ci immergiamo dentro delle storie in cui sembra di specchiarsi, che ci fanno riflettere, ridere e capire meglio la realtà che ci circonda. Capiamo che il nostro passato, in fondo, non è mai passato di moda. Ci piace ancora andare a frugare dentro i bauli per scoprire cosa ci abbiano lasciato dentro. E se penso al modo migliore per conoscere chi eravamo e chi siamo, immagino sia quello di tuffarsi incoscientemente in quei racconti fatti di luoghi e persone apparentemente lontani, ma che se interrogati sanno ancora parlarti. Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplora e Ama. Stiamo trasmettendo come di consueto dal Record Space e siamo giunti al nostro 17° appuntamento con Scopriamo e riscopriamo il Friuli Venezia Giulia, le sue bellezze, le sue eccellenze, le sue peculiarità. Oggi il nostro inviato Romano Paludniak si trova nella frazione di Ruttars, nella località di Trussio. Siamo nei colli del Goriziano. Il luogo infatti a cui è dedicata la puntata di oggi è Dolegna del Coglio. Il tema sarà il cammino e il colore celeste. Come avrete ben capito, di solito Romano si muove in bicicletta. Oggi invece, proprio in onore di questo cammino, lui andrà a piedi e quindi ci spiegherà un attimino anche le camminate, il ruolo delle camminate, i posti e i luoghi di questa zona dove si può praticare questo, chiamiamolo proprio sport, perché la camminata, anche camminata sportiva, è anche uno sport. Io vedo tra l'altro che Romano è collegato con l'assessore Ivana Sant, assessore al turismo, alle attività produttive e all'ecologia. Buongiorno a Romano e buongiorno a lei, assessore Ivana Sant. Benvenuta nella nostra trasmissione, grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare. Buongiorno a tutti. Ecco, allora io sono qua. Elena, sono con Ivana Sant. Noi siamo qua anche in una zona, questo comune confina con la Slovenia, quindi il segnale è sarà un po' traballante, però vediamo, siccome siamo in diretta, vediamo di riuscire a fare questa diretta, no? E ho il piacere di avere qua Ivana Sant, che oltre che essere assessore è anche una persona che conosce molto bene il territorio e sa pronunciare anche esattamente quelle che sono i nomi delle frazioni, perché qua c'è anche un'influenza, siamo vicino alla Slovenia, no? Quindi bisogna stare attenti anche agli accenti, no? Quindi Ruttars, si pronuncia Ruttars. Ecco, Ivana, quindi presentati anche tu un attimo, che così ci racconti anche perché sei qua, perché ho questo piacere che comunque ho avuto modo di vederti affiancata a me anche durante il Cammino Celeste, che io sono accompagnatore sul Cammino Celeste, quindi tu mi hai seguito ed è stato molto prezioso il tuo passaggio con me camminando con i pellegrini, no? Ah sì, sono... Allora, ecco, lasciamo la parola all'assessore che così ci spiega un po' anche questa bellissima zona, no? Ci parla un po' di questo posto, di Ruttars, ricordo, località Trussio. Siamo qui nella località Trussio, sotto le pendici della frazione di Ruttars, sotto i colli di Ruttars. È la prima località che si incontra entrando a Dolegna, entrando appunto da Cormons, dove appunto troviamo già il primo edificio, un edificio importante per il nostro comune storico, che è il Castello di Trussio.
e il mulino che poi andremo appunto magari a vedere, e in questa frazione abbiamo il primo collegamento attraverso il fiume Iudrio con il comune di Corno, un numero considerevole di aziende che appunto oltre 20, no? Sono le aziende 24, in questo... sì, sono più di 20 questo piccolo comune, ci sono già un numero importante di aziende che sono appunto più di 20. Perché ricordiamo che il comune ha un'estensione di 12,5 chilometri quadrati, ma lo approfondiremo poi nell'intervista col sindaco, no Ivana, sì. giusto? Sì, no, si arriva ai 13 chilometri quadrati e anche la popolazione è pressoché... qua ci sono pochi abitanti, 317, sì. Però non sono pochi, perché alla fine il cuore, la passione, il pulsante di queste persone è veramente molto attiva, no? Perché è un comune che si sta lavorando perché diventi patrimonio dell'UNESCO anche, sì. No? C'è tutto questo progetto di far diventare il Colle Italiano e il Colle Solveno Albuerda patrimonio dell'UNESCO, di fare una zona unica e di collaborare, quindi una zona trasportaliera che collabora per gli stessi appunto motivi di promozione turistica e di lavoro, perché comunque lavoriamo sempre, la produzione principale è quella del vino, si lavora appunto con i vigneti e con il turismo, con la ristorazione. Vediamo questo cuore qua che è il simbolo del cammino, il pesce qua, il simbolo del cammino celeste, no? Ivana. Così vi facciamo vedere qua che siamo proprio in una tappa del cammino celeste, giusto? Sì. Ecco, Romano, potresti spiegare, o l'assessore magari, cos'è il Cammino Celeste, no? Quali sono le varie tappe? Approfittiamo che siete lì, che ci spiegate. Sì, allora qua siamo sulla tappa del Cammino Celeste, che ricordiamo che il Cammino Celeste, ma faremo anche un approfondimento a parte. Se ci seguite su YouTube, cliccate sul link qua sopra, no? Invece, se ci seguite su Facebook, vedete nei commenti che ci sarà il link a questo approfondimento. Ma il Cammino Celeste è fatto di 10 tappe più il prologo, e dopo la prima tappa che da Aquileia porta ad Aiello, c'è la seconda tappa da Aiello a Cormons, la terza tappa è quella dove siamo adesso noi, che da Cormons va fino a Castelmonte e passa completamente, attraversa tutte le frazioni alla fine del comune di Dolegna del Collio, no? Ivana, e quindi qua con Ivana facciamo questo scatto, no? Che ci vede un po' presi da questo simbolo del Cammino Celeste, che è molto importante. È un cammino spirituale, e soprattutto anche in questa tappa lo vediamo, no Ivana? Perché? Perché comunque qua ci sono 7 chiese che rappresentano un po' questo clima di questo comune, che ha, oltre ai vigneti, anche riserva questa cosa qua, giusto? Sì, una volta il comune di Dolegna era molto più grande, poi con le varie guerre è stato ridotto, quindi in origine il comune di Dolegna aveva ben 3 parrocchie, quella di Mernicco, di Dolegna e di Ruttars. Poi col tempo appunto si è raggruppata in un'unica parrocchia, che è quella di Dolegna, dove è presente la chiesa di San Giuseppe, che è pure patrono del nostro comune. Tutte le altre chiesette sono molto piccole, sono solitamente posizionate su colline. Abbiamo quella di Mernicco, di Scriò, Dolegna appunto, Vencò, Ruttars, e più c'è una piccola, sempre quella di Lonzano, e più un'altra piccola privata sempre a Lonzano. Ecco, seguiteci durante la puntata, che vi faremo scoprire tutte le caratteristiche, tutte le peculiarità di queste frazioni, che sostanzialmente sono tutte diverse, no? Anche se è un comune comunque a livello di estensione non molto ampio, però ci sono molte chicche, e cambia perché qua siamo, come si dice, in pianura, ma qua le colline iniziano e ci portano a salire fino a 260 metri sul livello del mare, no?
volevo ricordare un passaggio. Allora, intanto che il patrono mi sta tanto a cuore perché è la festa del papà, no? Il 19 marzo, io ho 2 figli e un figlio è nato proprio il 19 marzo, Elena, quindi è una data che importante. bello, bellissimo. E quindi quando io mi trovo in questi posti, ovviamente il pensiero porta sempre ai figli, no? E volevo ricordare, Elena, un'altra cosa importante, che Dolegna è entrata a far parte del Regno d'Italia nel 1920, al termine della Prima Guerra Mondiale. Poi nel 1923, no, ha assunto la denominazione di Dolegna del Collio. Quindi questa è una particolarità, una storia che ha lasciato il segno, no, come sappiamo, in queste zone, e che oggi invece possiamo addirittura, una volta c'erano i confini, no, con la Slovenia, adesso facciamo parte dell'Europa, e quindi veramente il Collio oggi lo possiamo vivere in tutta la sua interezza. Perché? Perché il Collio ha 1/3 qua in Italia e 2/3 in Slovenia. In Slovenia è sempre Collio, ma si chiama Brda, ma è solo la traduzione, no, Ivana? Sì, è il corrispondente di Collio in italiano, Brda in sloveno, sì. Ecco, Elena, adesso volevo fare 2 passi per farti vedere questo punto di accoglienza, appunto, che non è casuale che ci troviamo qua con Ivana, perché questo è un punto in cui si può arrivare in macchina. Io sono arrivato in bici, adesso ti faccio vedere che qua cambia il modo, l'approccio di vivere il percorso. Perché? Perché se uno arriva in bici come me, adesso io cambio le scarpe, che saranno più da trail, no? Da sterrato, perché c'è la zona collinare, cambierò il caschetto, che adesso vi faccio vedere, che avrò il caschetto meno aerodinamico, ma più un caschetto che mi copre, perché ci trovo lungo il percorso anche qualche ramo che sporge, no? Quindi il tipo di abbigliamento che si va per attrezzarsi quando si fa il Cammino Celeste, ma qua voglio ricordare che oltre al Cammino Celeste c'è anche il cammino più lungo d'Italia, più lungo del mondo, che è il Sentiero Italia CAI. Vedremo anche dalle immagini la segnaletica, che è molto importante, e in alto, perché questo comune di Dolegna del Collio è il comune, nella vecchia divisione che era diviso in province, era il più alto della provincia di Gorizia. Noi siamo, Ivana, anche nella provincia, siamo vicini, siamo l'ex provincia di Gorizia, e ricordiamo che Gorizia è importante anche sarà capitale d'Europa, no? Sì, capitale della cultura, sì, prossimamente. Quindi verremo coinvolti anche noi nei vari progetti per appunto innalzare il nome di Gorizia in Europa. Sì, ecco, quindi è importante anche la collaborazione, la sinergia fra i comuni, e andate anche sul sito del comune di Dolegna del Collio, perché vedete che faremo ulteriori approfondimenti anche con altri assessori. Dopo sentiremo il sindaco, avremo l'opportunità di sentire il sindaco, anche perché si trova in un posto molto bello, che è la villa che ricorda appunto il poeta Pietro Zorutti, che c'è anche una chiesa lì vicino, no? Sì, è la villa della casa proprio del poeta Pietro Zorutti, dove è nato e dove ha vissuto, e dove appunto di fronte c'è la chiesetta detta di Zorutti, dedicata a San Giacomo, che era appunto di proprietà della famiglia Zorutti. Ecco, allora, prima di scoprire tutte le 6 frazioni che sono in sequenza, Ruttars, Venco, che c'è anche il confine con la Slovenia, no? Troveremo Lonzano, no? Dove dicevamo la villa di Pietro Zorutti, la chiesa di San Giacomo. Andremo a vedere la località di Sdencina, dove c'è anche un'altra azienda, comunque ce ne sono tante, come abbiamo detto, oltre 20 importanti, tenuta Stella. Scriò, c'è Al Granatiere, che avremo modo anche di approfondire alcuni aspetti sulla tecnica del vino di qualità. Poi c'è la frazione di Restocina e poi Mernicco, che poi si affaccia sul comune di Prepotto, divisi dal torrente Iudrio. Torrente Iudrio, Ivana, qua passa, qua sotto, attraversa tutto il comune, e c'è anche una roggia, no? Un rio qua che alimenta un mulino, sì, che oggi è tuttora attivo e gestito dalla famiglia Cuzzi.
sempre qua presente nella località di Trussio. Ecco dove siamo noi. Quindi, come vedete, è un comune veramente tutto collegato con tutte le chicche che ci sono molte chicche in questo comune che merita venire, come dicevo, sia a piedi. Quindi oggi io adesso lascio la bici qua e attraverseremo con Ivana il comune di Dolegna del Collio e andiamo poi a vedere se riusciamo anche a parlare col sindaco. Vi faccio vedere anche che qua l'accoglienza è fondamentale, come la intendono proprio chi lavora qua, chi ci vive, perché ha creato veramente presupposti per un'accoglienza eccellente. Qua c'è un punto vendita dell'azienda Jerman, no? Che è una delle più importanti qua in regione ed è stata anche, c'è stato anche un ingresso a livello societario da parte di Antinori, no? Della Toscana. Quindi capiamo che qua parliamo di una sinergia fra le due regioni, anche che comunque parliamo di vino di alta qualità che c'è qua in Friuli, che c'è in Toscana, no? E qua vediamo ci sono anche delle finestre sul Coglio Berda, che ci sono dei tavolini che uno può fermarsi oppure anche acquistare, visto che c'è un punto vendita qua dell'azienda, che si possono prendere anche delle bottiglie piccole cosiddette, che per esempio io ho scelto il Pinot Nero, vi faccio vedere adesso, una piccola bottiglia che me la posso mettere nello zaino e così, visto che ci sono tante finestre sul Coglio, posso scegliere dove fermarmi e fare, come si dice, il classico picnic, ma con una vista veramente mozzafiato. Ok, allora Romano, facci vedere adesso l'attrezzatura che hai preparato, perché come hai accennato prima, tu adesso cambierai attrezzatura per affrontare un percorso diverso. Vi ricordo che siamo nella meravigliosa zona di Dolegna del Collio, zona di vigneti, zona di vini, di case vitivinicole, di aziende agricole. Ci spiegava prima l'assessore, cuore pulsante proprio della zona. E quindi noi ne approfittiamo per andare a scoprire qualcosa di più. Ecco, vedo che Romano nel frattempo ci sta inquadrando le attrezzature che aveva preparato, che adesso magari ce le spiega. Elena, questo è il casco più aerodinamico che ti accennavo anche prima, che quindi arrivando in bici sulla pianura si sfreccia più veloci, no? Cambio casco perché qua questo è meno ingombrante e che, come ti dicevo, è anche tutti sono di qualità e devono proteggere perché è la loro caratteristica, però la forma è diversa che mi permette di affrontare le colline che poi si sale, no? Perché il Friuli offre dalla pianura alle colline fino alla montagna, no? E, ovviamente ho il mio zaino azzurro, perché adesso, come hai visto, sono tutto azzurro, anzi celeste, perché qua c'è il cammino celeste, no? E quindi affronto. Volevo ricordare che comunque la borraccia è sempre importante, poi vi faccio vedere che anche comunque, visto che qua c'è il vino, bisogna prendere anche il vino. Il cammino celeste, c'è la guida del cammino celeste che trovate tutte informazioni, tutte quelle chicche che parlavamo anche delle chiese, delle aziende, della storia di Dolegna del Collio. Ci sono anche delle mappe che sono state fatte molto bene, appunto che si parla del Collio, già anche nella puntata di Cormos ne parlavamo, e c'è anche la possibilità di poter seguire che chi non vuole fare il cammino celeste ma vuole passare di qua in bici, c'è l'FVG che ti permette di fare la pedemontana, quindi di stare proprio sotto tutta la catena montuosa e per arrivare poi fino a Pordenone, no Elena? E l'altro percorso che passa di qua c'è anche la guida della Padria Trail, invece del Sentiero Italia oggi non ce l'ho, ma la scopriremo più avanti, no? Ecco, grazie Romano della spiegazione. Adesso quindi ti porterò in studio questa bottiglia che è piccola, no? Quindi non è la classica bottiglia che è più alta, perché questa qua sta nello zaino, che è la bottiglia qua di Pinot Nero, no? Molto bella, così la beviamo insieme, perché se no mi dici sempre che io sono qua che posso degustare. Esatto, bravo, questa volta hai fatto proprio bene, che poi il Pinot è famoso in quelle zone lì per essere tra i migliori e più buoni,
come vino, quindi ti aspetto qua che ce la beviamo insieme. Allora, andiamo a cercare il sindaco con Ivana e a scoprire, lasceremo Ruttars, no? La località qua di Trussio, lasceremo il castello di Trussio e andiamo a cercare la villa che si trova nell'altra frazione che è a Lonzano. Seguici. Ecco, e mentre Romano si avvia a meta, noi vi mostriamo alcune immagini perché lui ha passato Vencò e la chiesetta, la famosa chiesetta di Alena. Siamo lungo il sentiero del Cammino Celeste del Friuli Venezia Giulia ed il sentiero Italia del CAI. Ecco, io fra l'altro vedo che Romano è arrivato al punto che si era prefissato. Romano, dove ti trovi? Sono sulla, come se fossero le stazioni qua, no? Sono alla terza frazione, quella di Lonzano, no? Che ti dicevo, abbiamo lasciato il castello di Trussio nella prima frazione di Ruttars, abbiamo passato Vencò, no? Molto caratteristico, dove appunto ti ho fatto vedere anche la segnaletica del sentiero Italia CAI, che appunto segue poi anche il sentiero CAI, no? Così tabellato dal Club Alpino Italiano, no? Di cui anche io faccio parte, suggerisco di iscriversi perché si hanno, oltre a copertura assicurativa, anche tante informazioni, no? Poi vi ricordo che qua noi comunque, come con questo progetto scopriamo il FVG, no, Elena, e anche appunto con Esploreama, abbiamo visto prima anche la borraccia, organizziamo anche delle uscite, quindi se volete prenotarvi potete scrivere direttamente, anche per avere info anche direttamente alla mail di appunto di Esploreama, no? Perché facciamo anche delle uscite appunto sul territorio. E volevo ricordare che dietro di me c'è la chiesa, come vedete, la chiesetta di San Giacomo, che adesso appena vediamo, siamo qua all'esterno di questa villa prestigiosa che è di Pietro Zurutti, del poeta. Vediamo se ci raggiunge appunto il sindaco del comune di Dolegna del Collio. Ecco, il sindaco di Dolegna, Carlo Comis. Adesso Romano lo sta attendendo perché anche lui sarà presente in trasmissione. Approfitto per ringraziarlo, per ringraziare l'amministrazione comunale di Dolegna del Collio, anche l'assessore Ivana Santa, assessore al turismo, alle attività produttive e all'ecologia, che gentilmente ci ha fatto una panoramica di questo meraviglioso comune, ci ha fatto conoscere tante cose e adesso appunto siamo in attesa del sindaco. Ecco, buongiorno signor sindaco, benvenuto in trasmissione, grazie. E allora ci racconti un po' di questo meraviglioso comune di Dolegna del Collio. Lei tra l'altro siamo ospiti suoi, quindi della sua azienda agricola. Voi fate anche produzione di vini, giusto? Esatto. Beh, Dolegna, diciamo, come comune è conosciuto principalmente per la sua vocazione principale, che è quella vitivinicola. Poi c'è logicamente anche la ristorazione, che in passato era abbinata generalmente all'attività agricola, e piano piano qualche azienda ha mantenuto, ma soprattutto ci sono delle realtà che sono esterne al mondo agricolo. Dolegna del Collio, come ben sapete, è un comune che diciamo è incuneato tra quella che era la vecchia provincia di Udine e quella che è la vicina Slovenia. Siamo nella parte nord dell'ex provincia di Gorizia. E le nostre peculiarità, come dicevo, a parte il prodotto principe che è il vino, logicamente sono anche le bellissime colline, dove quasi su ogni collina e in ogni frazione del comune è disposta una chiesa, per questo prende anche il nome della comunità delle 7 chiese. E ci sono appunto anche degli affreschi, no? nella frazione di Mernico, no? Ogni chiesa, mi permetto di dire che non sono 7 chiese uguali, ma sono 7 chiese con 7 storie completamente diverse. Queste chiaramente legate molto alla storicità, perché chiaramente i confini in queste zone qui erano sempre soggetti a dei movimenti e a dei movimenti. E chiaramente Dolegna è famosa anche
perché nella frazione di Lonzano, dove per fortuna è anche casa mia, Sì. no, è nato il poeta Pietro Zerutti, il poeta che è nato alla fine del 1700, quindi ha operato principalmente nel 1800, ha scritto esclusivamente in lingua friulana. Le sue opere più famose e conosciute sono gli Strolic, e come poesia la più famosa è la Plovisina. Ecco, ricordiamo questa cosa qua, che io sono venuto appunto anche con i pellegrini qua spesso a camminare, e il sindaco veramente quando si trova qua a casa sua è veramente molto disponibile, e ha le chiavi anche della chiesetta di San Giacomo, Esatto. no? Che è anche un San Giacomo, anche se segue un po', sorveglia quelli che sono i pellegrini, i camminatori, no? E quindi qua lui veramente ti apre le porte della chiesetta, che ti permette appunto anche di vivere questo posto anche dal punto di vista spirituale, che è molto importante, perché ci si lascia trasportare da queste immagini che sono il panorama qua attorno, ma anche ci si sta un po' con se stessi, giusto? Esatto, assolutamente. Diciamo che la disponibilità ci mancherebbe, per noi il turista è considerato come un qualcosa di importante, perché logicamente, a parte far conoscere il territorio, ma poi anche quello che è il fruitore dei luoghi, anche delle attività, perché poi comunque chi viene sul territorio generalmente va sempre via magari con un ricordo, che può essere una bottiglia di vino, o comunque pasteggiando in qualche locale, chiaramente sfrutta il territorio in tutte le sue versioni. Dicevo che approfitto della disponibilità, come dicevo, molto alta che dal punto di vista umano offre il sindaco, per chiedergli qualche curiosità, perché adesso io andrò avanti a scoprire il resto di queste frazioni, di questo territorio magnifico, e sicuramente scoprirò anche altre aziende e intervisteremo qualche imprenditore, tra cui dicevo sicuramente anche posso anticiparvi che parleremo con Michele Grudina al Granatiere, ma che è un viticoltore che produce vino di alta qualità, ma visto che il sindaco anche conosce bene il territorio, anche lui viticoltore, volevo anche da lui avere qualche indicazione su dove poter magari fermarmi, cosa scoprire, e poi magari Elena, se vuoi invitarlo anche presso gli studi del Record Space a Città Fiera ecco, volevo proprio dirti questo, che il sindaco è invitato al Record Space a Città Fiera nelle mie trasmissioni Municipium, dove intervisto i sindaci del territorio per parlare proprio di peculiarità del territorio, e in questo caso proprio con il sindaco, con Carlo Comis, per parlare del suo territorio di Dolina del Coglio. Quindi magari lo contatteremo per invitarlo a queste trasmissioni, e così conosceremo anche un po' più approfonditamente questa realtà anche sotto altri punti di vista. La ringrazio intanto dell'invito, e non mancherò, sarò presente, perché chiaramente parlare di Dolina, per quanto riguarda me come amministratore, è una cosa molto importante. Io con i miei assessori ci stiamo prodigando, è un momento difficile, sappiamo tutti cosa stiamo vivendo negli ultimi 2 anni, è un momento molto molto difficile, però nonostante tutto stiamo cercando di andare avanti per portare avanti i nostri progetti, e soprattutto hanno uno scopo ben preciso, quello di accogliere sempre meglio il turista che viene sul territorio. Ecco Elena, io ringrazio il sindaco Carlo. Ecco, lo ringraziamo anche noi, grazie di essere intervenuto, e complimenti veramente per la sua attività e anche per l'attività dell'amministrazione comunale a servizio del vostro territorio. Questo è molto bello e molto importante, e grazie di essere intervenuto. Chiaramente mi permetto di coinvolgere anche lei, nel senso che lei giustamente mi ha invitato presso i suoi studi, però per raccontare un territorio la cosa migliore è viverlo direttamente. E quindi la invito a venire. Questa è una palla che accolgo volentieri, un bel assist che accolgo, quindi verremo a trovarvi direttamente lì. Perfetto. Ma Carlo, grazie il vino, ancora, signor sindaco. Gli volevo chiedere il vino, perché prima avevo in mano un Pinot Noir, ma qua il vino qua che più piace a te qual è?
Allora, siamo in terra di bianchi, però purtroppo a me piace più un vino rosso, che è il mio cavallo di battaglia, nel senso che ho fatto un brand dove generalmente esco con le mie etichette con il nome del poeta Zorruti, che come dicevo è nato in questa casa. Ho fatto un vino rosso, un vino molto molto particolare, che per staccarmi da quella che era la mia produzione l'ho chiamato col cognome della mia famiglia. Bene. Quindi terra di bianchi, però punto anche molto ai rossi. Bene, quindi adesso proseguiamo il viaggio, ringraziamo il sindaco e noi andiamo avanti. Grazie ancora. Grazie a lei. Allora, in questa puntata che si cammina invece di pedalare, siamo arrivati da quella direzione più a sud che eravamo proprio all'inizio della frazione di Lonzano, no? Della chiesetta di San Giacomo. Bellissimo il paesaggio, no? Anche in questo periodo. E qua siamo arrivati a queste case Peter, in queste casette qua. Vi ricordo che un altro messaggio importante è che il Collio, un paesaggio da bere, Collio, un paesaggio da bere. Ma vi dico che qua, quando siamo arrivati in questa zona qua delle casette qua, che ci sono queste abitazioni, come vedete, ci può fare una deviazione, che andremo a farla anche noi adesso, perché da qua noi, che siamo appunto, questa è la direzione di Dolegna FVG3, se non siete a piedi come me, ma prendete la bici, come abbiamo fatto anche nelle altre puntate, potete seguire questa FVG3 che è l'itinerario della pedemontana, no? Ma qua noi possiamo andare anche verso Lonzano, no? E quindi adesso noi faremo questa deviazione, che scendiamo qua sotto, quindi scendiamo poi questa strada asfaltata anche a piedi. Non è lontanissimo, ma è qua a breve, si arriva a Cinghiai a Sottet, che praticamente ci farà scoprire anche la cucina, perché è un agriturismo, anche una birreria, e quindi andremo un po' a scoprire cosa ci riserva questo bel locale, perché oltre ai vigneti, alle aziende vinicole che sono oltre 20, noi dobbiamo parlare anche, come tutte le puntate, anche di gastronomia. Quindi venite con me che adesso scendiamo e avremo modo di parlare di gastronomia anche e di tante altre sorprese. Allora, eccoci qua. Ciao. Ciao. Sei Frigo? Frigo, presente. In arte Frigo, ma chi sei tu? Riccardo Vanone. Riccardo Vanone. Allora, io ti conosco da un po' di tempo, no? Adesso voglio che tu mi spieghi, no? Come si spina la birra in bottiglia, no? Come si versa questa birra? Ma allora, le birre che facciamo noi sono rifermentate in bottiglia, quindi soprattutto questa che è la bianca, quindi una sorta di Weizen, o il gusto può ricordare una Weizen come birra, è particolarmente fa un leggero deposito sotto. Naturale, sì. Però questo deposito gli dà molto gusto alla birra, per quello va, come dire, girata un po', no? O meglio, proprio versata quasi tutta, di modo che si crei un po' il vuoto dentro la bottiglia. ecco il trucco del vuoto della bottiglia. Sì, il vuoto dentro, no? Di modo che agitando si possa andare a muovere quello che è il fondo, che si sente già, da inesperto io lo chiamo il sugo. Ecco, vedi come diventa più torbida. Però questo torbidio è un gusto aggiunto alla birra. Ecco, vedi Elena che mi chiedevi, ma come mai questa birra è così buona? Ma perché anche bisogna saperla versare, no?
anche se in bottiglia, poi ovviamente uno viene qua, che abbiamo la sede, il locale dove si può gustare sul posto la birra, no? Però questa è un'idea molto bella, perché uno porta a casa il souvenir, no? Esatto. Ecco, quindi adesso tocca brindare. Cin cin. Cin. Tocca togliere la mascherina. Sì, certo. Qua ci sono 1000 motivi, no? Certo. Abbiamo la birra che è una birra agricola. È una birra agricola. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi produciamo l'orzo, produciamo tutta la parte che serve per sviluppare la birra, e abbiamo degli associati che si occupano del luppolo, e dopo a Torsa di Pocenia abbiamo creato quindi sempre qua in Friuli Venezia Giulia, certo, quindi un prodotto locale. Sì. Abbiamo creato l'impianto di produzione, quindi di trasformazione della nostra materia prima in birra. Mm-hmm. Siamo partiti in sordina in pochi, e oggi siamo oltre 240 soci, tutti friulani e tutti produttori di materia prima, orzo, eccetera. In che anno è partita questo progetto? A spanne dovrebbe essere 5-6 anni fa. 6 anni fa. 2015-16. Mm-hmm. Anche perché tu hai una storia, comunque, sei giovane, quanti anni hai? 40. Quindi hai costruito qua veramente, come si dice, un impero, no? Dal punto di vista dei risultati, dell'apprezzamento, delle persone che ti conoscono e che arrivano anche da lontano per il prodotto che tu offri, che poi oltre alla simpatia, no? Oltre al fatto del nome, che il frigo è veramente, sei conosciuto, no? Però hai dei prodotti veramente validi, e questa è una cosa anche recente, dicevo, no? Quindi riuscire a costruire qualcosa di qualità comunque in pochi anni vuol dire che bisogna avere le idee chiare, e anche che cosa? Un po' di fantasia. Diciamo che fantasia, un po' di fortuna e amici e persone che comunque ti aiutano, perché c'è molto lavoro dietro. Mm-hmm. Siamo partiti con questo agriturismo 5 anni fa. Abbiamo sviluppato 5 birre diverse, una diversa dall'altra, ma quella è una ricetta. Però il concetto era di produrre un qualcosa di nostro con la nostra materia prima. Abbiamo sviluppato quello che è l'olio di oliva. Ecco, adesso appunto volevo chiederti, perché qua veramente si spazia per tutti i gusti. Terminiamo il discorso della birra, perché sì, a me piace bianca, no? Questa qua è bianca, che se non sbaglio si avvicina molto alla Weizen, esatto, no? Questo tipo di birra qua, ma ne hai altre per tutti i gusti, quindi c'è la rossa, poi c'è la tropicale, che è una bionda leggermente amara, dove abbiamo utilizzato un luppolo mentolato, e allora quando tu la sorseggi, poi respirando a bocca aperta hai questa sensazione di fresco data da questo luppolo. E dopodiché abbiamo una bionda classica, che è la stessa lager che utilizziamo alle spine. Uh-huh. E l'ultima arrivata è la bionda senza glutine. Ecco. Bionda senza glutine, con cui abbiamo anche sviluppato un cocktail di recente, ma siamo ancora nelle fasi di prova. Anche perché senza glutine ormai è sempre per celiaci, no? Esatto. È una cosa che adesso viene richiesta, la gente è attenta, qualcuno, cioè alcuni hanno veramente l'esigenza di stare attenti e di non avere contaminazioni, quindi anche riuscire a fare un prodotto che sulla birra diciamo che è difficile, che non si trova, questa è un'esclusiva anche, no? Quindi se guardate anche soprattutto nel futuro, no? Più che altro, sai, nel mondo del senza glutine, nel concetto birra, la novità è stata che un assurdo, riuscire a fare una birra senza glutine bevibile, diciamo buona, no? Ecco, tra virgolette, dopo sì. sai, i gusti sono gusti, chiaro, però le birre senza glutine tendenzialmente non sono una birra, no? Invece dai, ci siamo avvicinati a quello che potrebbe essere una buona birra, anche se senza glutine. È un po' come la cioccolata, no? La cioccolata
quella buona ha l'80% di cacao, Certo. e quindi è amara in realtà quella buonissima, La no? vera, La vera, esatto. no? Poi dopo è I stata un gusti. po' addolcita, no? Chiaro. Così. Ma adesso parliamo brevemente di questo amico qua, che è Il comedon. l'olio. L'olio che però, qua siamo nel Legno del Coglio, questo qua invece viene prodotto dove? A Premariaco. Premariaco. A Premariaco. Quando avevo 16 anni col papà abbiamo messo le piante e oggi siamo arrivati a questo prodotto che è estremamente particolare, poco, buono, ma le cose buone durano poco, no? Esatto. Ed è un prodotto molto, molto particolare, piace e lo vendiamo, lo proponiamo qua, lo facciamo assaggiare a tutti i clienti quando vengono a mangiare. Intanto sai come entré, no? Ecco. E vedo che è apprezzato, anche perché sul mercato, diciamo un po' più commerciale, l'olio d'oliva fatto a freddo così, insomma. Poi devo dire la verità, siamo in una zona dove l'olio di oliva è estremamente buono. Parliamo come zona, spiegami i comuni, perché prima mi raccontavi che Sì, comunque Diciamo qua che- siamo al secondo posto in Italia, no? Per produzione di qualità di olio d'oliva. sì. Diciamo che l'ERSA che fa queste controlli, queste cose, ha riconosciuto la zona di Cividale, eccetera, che poi lo è già storicamente, parlando di Oleis. Oleis è la zona qua Sì, dove proprio era- il nome, no? Il Esatto. nome dice Il già, nome dice tutto. già cos'era, una collina di ulivi, che poi il freddo ha danneggiato tutto, però Sì, c'è stata proprio esatto. un'annata proprio di gelo forte che Sì, sì. ha fatto desistere un po' tutto. A Adesso memoria- c'è un ritorno, ma infatti si vedono qua. Adesso quando si cammina, anche qua stiamo facendo tutta Dolegna, no? Sì. A piedi, no? Sul Cammino Celeste, ed è uno splendore. Oltre le vigne si vedono gli ulivi, no? Ormai sempre di più, no? Sì. Sono ripartiti, è una zona dove è vocata per l'ulivo. E il 29 ha fatto danni, 1929. Però la zona si presta alla coltivazione dell'ulivo e a un olio di estrema qualità. Poca produzione perché sono veramente poco olio per le olive che sono da raccogliere, tuttavia la qualità è eccelsa. Sì. E tra l'altro qua possiamo dire che è il 100% italiano, no? Prodotto 100% italiano. Ricordiamo anche un'altra cosa, che tu qua non sei solo, no? Oltre a tutto lo staff, ma soprattutto hai una persona che l'hai sposata in che anno? Che è? Adesso non andiamo nel dettaglio. Era la festa del vino di Corno di Rosazzo. Ecco. Quel giorno. E a quel punto tu sei innamorato di una persona che oggi è tua partner, no? Che si chiama? Adriana. Adriana. Bene, com'è? Adriana è il braccio forte, il braccio destro forte, importante, detta, la chiamano il generale. Ecco, perché- dietro a un grande uomo c'è sempre sì. una grande donna. È vero. E lei è quella che porta avanti principalmente tutto il lavoro che c'è in questo agriturismo e tutto il lavoro che c'è di pulizie, di cucina, anzi in primis di cucina. Ecco, andremo a vedere anche in cucina, perché so che è molto attenta, molto cura molto tutto, precisa, cura i dettagli, no? È vero, però lì per entrare in cucina devi vedertela con lei, Ecco. perché lì ti sfido, lì ti sfido a entrare in cucina. Va bene, dai. Ok, allora intanto adesso Elena ci spostiamo. Adesso entriamo un po', perché mi piace, io dico sempre, scoprire e riscoprire, no? Sì. Quindi voglio, qualcosa già conosco, ma voglio anche scoprire qualche altra novità, no? E alcune cose le so, e altre se me le spieghi meglio, no? Quindi oltre alla birra, adesso lasciamo lo spazio della birra e passiamo anche a quest'altra novità qua, no? Il Zal. Ecco, che cos'è? Il Zal è il nuovo
il nuovo drink friulano a base di olivello spinoso che coltivo da qualche anno. Che cos'è l'olivello spinoso? L'olivello spinoso è un rovo che fa delle bacche. Queste bacche, una volta spremute, generano un succo estremamente benefico con un sacco di proprietà, in primis vitamina C, dopodiché abbiamo proprietà legate al sistema cardiovascolare, alla cura e alla rigenerazione della pelle, un sacco di cose che vengono utilizzate in cosmetica, in farmaceutica. Infatti tu hai la scritta qua, farmacia agricola, quindi se venite qua c'è una farmacia agricola, di quelle che la medicina è il buon bere, saper bene, naturale, no? Perché parliamo appunto del zal, sarebbe giallo o sgallo? Esatto, giallo. In friulano, zal. Adesso voi lo vedete girato, ma se venite qua non siete col cellulare, non siete con una telecamera, ma lo vedete dal vivo, che è la cosa migliore. Vi dico, venite, noi qua siamo a Dolegna del Collio, no? Se vi ricordate prima, adesso io mi sono un po' cambiato l'abbigliamento perché abbiamo parcheggiato la bici qua con questa deviazione, perché sto facendo il percorso di attraversare Dolegna del Collio, no? E quindi ho detto, andiamo da Lonzano, che eravamo qua sopra sulle colline, ho detto scendiamo giù a trovare l'amico Riccardo, no? Qua per fare un po' una sosta, no? E quindi qua ci sono per tutti i gusti. Di qua passa il Cammino Celeste e quindi anche il pellegrino che non vuole bere alcolico, perché magari dice lo faccio a fine tappa, Certo. Qua che siamo da Cormon, siamo a un terzo di tappa per arrivare a Castelmonte, e quindi chi non vuole bere alcolico viene qua e può scegliere il zal qua, no? O il succo di olivello. O il succo di olivello spinoso. Olivello spinoso, sì. Queste zone vivono per la maggior parte, la loro economia è fondata proprio sulle produzioni agricole, vitivinicole, e quindi soprattutto in tempi recenti abbastanza difficili hanno dovuto anche loro affrontare dei momenti non molto belli, e devo dire che mi sembra che stiano facendo un ottimo lavoro, si stiano riprendendo. Anche dal punto di vista del turismo, queste sono zone che sono dei gioiellini, perché con i percorsi ciclabili piuttosto che le camminate, tappe del Cammino Celeste, cioè c'è veramente di tutto per poter accontentare anche il turista più esigente, e devo dire che questo è anche merito delle persone, delle amministrazioni comunali che si prodigano in questo senso, alle quali ovviamente noi non possiamo che fare un plauso e ringraziarle anche per questa bellissima attività, per questo impegno.
eccoci, siamo a Sdencina e sono stato accolto da Alberto, no? È stato un vero piacere. Adesso scopriamo alcune cose veramente interessanti che sono determinanti in un'azienda di vini. Scopriamo chi è Alberto e qual è il suo ruolo e perché il vino comunque alla fine è buono, no Alberto? Siete voi consumatori che dite che è buono. Noi facciamo il massimo che possiamo fare per dalle uve che abbiamo noi portare un prodotto di interesse, di qualità, di eleganza utile. Bene, allora qua il sole è molto si illumina e infatti poi scopriremo anche qua siamo nella tenuta stella, perché qual è il motivo di questa stella, se il sole, se è una stella del cielo, vediamo di capire, di affrontare anche questo argomento qua. Allora Alberto, volevo affrontare alcune cose veramente che mi stanno a cuore, no? Perché in un'azienda che funzioni bene, un'azienda di vini, no? C'è sempre o dovrebbe esserci, no? Un agronomo e un enologo, no? E in questa azienda li abbiamo trovati e vi siete trovati voi, no? Perché comunque la passione per il vino fra te che sei Alberto ed Erika, no? Che siete una coppia comunque anche nella vita, extra lavoro, che avete anche dei figli, però questa passione qua è nata anche da due professionisti che mi spieghi un po' qual è il ruolo? Io mi occupo più del settore agronomico, mi piace, ma anche a Erika piace stare in campagna, difatti la maggior parte del tempo la giriamo nei vigneti per decidere in questo periodo come potare e negli altri periodi come allevare a produzione le nostre piante, ecco. E poi lei si dedica di più in cantina a seguire le fermentazioni, i nostri vini, fermentazioni lieviti indigeni, maturazione sulle fece nobili, per cui tutte operazioni che rispecchiano una naturalità e la tradizione di fare vino, ecco. Poi infatti fate consulenza anche per altre aziende, ma poi il vostro cuore adesso è qua, in questa azienda della tenuta stella, che adesso vedremo alcune cose, anche un po' i frutti del vostro lavoro, che è fatto anche di sacrificio e di esperienza, ma soprattutto di conoscenza del territorio, no? Perché noi siamo qua a Dolegna del Coglio, che è una zona particolare, terra dei vini bianchi si dice, no? Però io ho scoperto, perché come dici tu il consumatore, io ho assaggiato il vino e innanzitutto adesso 2 vini, poi vediamo anche quanti vini ha questa azienda, però ho assaggiato il Pinot Nero che mi è piaciuto, no? E poi lo Sdencina rosso, che proprio lo Sdencina siamo qua, Sdencina, no? Sì, Qua, sì, sì. Sdencina è un borgo Sdencina è il borgo di qui di Scriò, anche la via è via Sdencina, e più ci sono delle particelle che hanno questo nome. Deriva da un nome in lingua slava che per loro traduce risorgiva. Infatti le nostre colline sono colline che hanno anche nelle parti più alte delle pozze d'acqua, che nasce l'acqua, e qui bisogna fare attenzione. Siamo oltre 260 metri qua, Sì, no? sì, Quindi 200, è un po' fra anche i 250 e i 300. una cosa particolare questa, sì. no? Sì. Però la pressione dell'acqua che viene giù dalle Alpi incontra qua qualcosa che le blocca e vengono in superficie, ecco. Sono situazioni pericolose per chi lavora, e allora bisogna prendere queste acque e portarle via. Allora, parlavi di risorgive e subito il mio pensiero va alle risorgive del Timavo, perché nella precedente puntata che siamo stati, perché proprio il Timavo risorge, no? Rinasce, esce da sotto il Carso, perché arriva dalla Croazia e dopo i suoi chilometri arriva in Italia e in Italia risorge, e ci sono 2 chilometri per andare nel Mar Adriatico. Ma qua abbiamo un altro tipo di risorgiva, Sì, no? sono delle acque che arrivano, come dicevo prima, dalle Alpi, ma non sono acque che hanno un grande flusso, però sono acque che
imbombano, così per dire, certe zone di collina dove possono creare delle frane, per cui è sempre meglio quando si trovano cercare di eliminarle, ecco, con dei drenaggi oppure con dei canali. Sì. So però che comunque qua la cura del terreno, quindi dei vigneti, è molto attenta, perché poi è lì che fa la differenza poi anche il buon vino, no? Si diceva vini bianchi, terra di vini bianchi, però ci sono anche degli ottimi vini autoctoni qua, no? Sì. Che se valorizzati come lo fate voi, no? Quindi con attenzione, con cura del terreno, anche ripristino di quello che è l'habitat naturale, no? Questa è un po' una tua caratteristica che stai mettendo in pratica? Ma una caratteristica mia è che noi dobbiamo valorizzare un territorio. Quando noi andiamo a parlare in giro per il mondo dei nostri vini, dobbiamo parlare dei nostri vini, per cui dei vini del territorio. Per cui per i vini bianchi, dal friulano alla ribolla alla malvasia, rossi, cosa abbiamo di particolarità? Noi siamo confinanti ai colli orientali, Refosco e Schioppettino. Poi ci sono i pignoli, ci sono le varietà Tazzalenghe, ci sono altre varietà un po' anche abbandonate sotto certi aspetti, però cerchiamo noi di valorizzare quello che attualmente si può più bene fare nel nostro territorio, ecco. Allora io vedo qua, noi siamo nella tenuta Stella, no? Sì. Volevo, chi meglio di te può dirci che cos'è questa stella, no? Perché è un qualcosa che richiama, no? I proprietari, no? Sì. Giusto? Sì, la proprietà veniva qua il nonno e il papà dell'attuale titolare a prendere i vini nel nostro territorio, perché loro poi era un'abitudine, chi da Treviso, da Padova veniva qua a prendere il Damigiano e poi lo imbottigliava a casa. Quindi sono veneti, quindi sono padovani, sono ecco, padovani, veneti padovani, che si sono innamorati di questo terreno e del vino alla fine. Sì, loro quando hanno detto hanno la possibilità vorrebbero prendere una tenuta e hanno trovato in tenuta Stella la tenuta ideale per loro, ecco. Abbiamo adesso attualmente 10 ettari produttivi e la Stella è nata perché il nonno aveva una soffieria a Mestre che è chiamata Soffieria Stella, per cui hanno voluto dare il nome alla tenuta Stella ricordando la soffieria del nonno, e in più il nonno era anche un ingegnere, per cui faceva delle macchine, e allora ci sono questi ingranaggi, ecco, infatti, che sono il cuore di questa stella che esplode. Ecco. Allora vediamo proprio dalla bottiglia, no? Questa su in bianco, qui vediamo la griera di questa stella. Si vede dell'ingranaggio. Se uno non sa, pensa vicino, ad una stella, pensa al sole, invece c'è un ingranaggio, no? Sì. E questo è sulla bottiglia del rosso, ecco. Eccolo qua, lo Sdencina rosso, no? È un uvaggio, cos'è? È un uvaggio, un 90% schioppettino e 10% refosco, ecco. Passato in barrique, per cui tutto vino passato in legno. E a noi ci ha dato delle belle soddisfazioni, ecco, come territorio, come particolarità del vino, e tutti i nostri clienti ci elogiano per questa qualità, ecco. Sì, allora devo dire che io l'ho già assaggiato, poi vedremo anche delle immagini che la tua accoglienza è stata veramente ottima. Perché comunque il vino, quello buono, che comunque ha dei gradi, no? Adesso tu sei Alberto, sei agronomo, e poi appunto convivi con Erika che è enologa, no? Quindi di vino in un'azienda voi ne sapete, e in tutte le aziende ci devono essere queste figure, no? E quindi è il piacere del lavoro, ma anche il saper fare il buon vino, no? Però quando c'è il vino, adesso ti chiedo a te, no? Perché io come fruitore, no? Dico questo vino è buono, è ben strutturato, devo dire, no? Soprattutto lo Sdencina rosso è molto corposo, molto più scuro, no? Del Pinot nero. Quello sì, la varietà è proprio indice di cambiamento del colore, ecco, perché abbiamo il Pinot nero che è proprio a meno antociani che non
un schioppettino che non un refosco, ecco, per cui Sì, la sì. colorazione è più tenue. Esatto, però è un vino anche comunque, se vogliamo, un po', uno può dire, impegnativo, perché comunque i gradi, 13 gradi, 13 e mezzo lo Sdencina rosso, Sì, no? sì, sì, però dobbiamo pensare che le condizioni di coltivare la collina comporta dei vini che hanno una struttura più alta che non altre zone. Poi qui noi quando produciamo 40 quintali ettaro siamo felici, ecco, Mm. le condizioni non sono facili, ecco. Però È volevo veramente dire, un'agricoltura sì, eroica qua, ecco. ecco, sì, è impegnativo perché anche arrivare qua comunque è bello, È bello, impegnativo, no? E qua ci sono due strade, no? Quella che scende da Scriò più verso nord e quello che ho fatto io, perché adesso comunque venendo anche da Lonzano, no? Ma a parte che sono venuto a piedi, quindi ho sfruttato il percorso e dopo ti chiedo alcune cose su alcune pietre veramente che ho letto qualcosa, mi sono documentato e sono qualcosa veramente che richiamano un po' la nostra storia, il nostro passato, no? Ma poi comunque c'è una salita qua, anche se siamo in collina, che quindi si passa dai 90. Sì, sotto il paese Eh, sono circa 90 metri. come abbiamo visto anche prima, anche, ci ha raccontato anche il sindaco che appunto il municipio si trova diciamo in pianura, no? 90, Sì, sì. 90 metri sul livello del mare. Qua invece si sale, ma si sale subito in maniera veloce. È Qua abbastanza veloce, ecco, perché siamo subito dai 90, nella strada verso nord è più impegnativa perché si alza subito. Da sud, invece da Lonzano, è lunga, però ci sono anche lì delle discese e delle salite importanti, ecco. Però tornando al discorso che poco fa che si diceva che il vino comunque è impegnativo, è buono, è strutturato, ma va abbinato bene, no? Quindi abbiamo visto che tu mi hai suggerito un buon salame, no? E quindi al di là della bontà ho visto anche è un bel salame, no? Sì, sì. Caratteristico e quindi sai abbinare, no? Perché comunque il vino va abbinato, Va anche abbinato, sull'etichetta. va abbinato. Magari i bianchi, vai più verso il prosciutto, dei formaggi, mentre questo rosso ha bisogno di più impegno, ecco. Lì era un punta di coltello come salame, ha la sua salatura perfetta, il grasso giusto, per cui ha bisogno di questo, ecco. Mhm. Certo, no? Come vino, Perché abbiamo visto per anche pulire la bocca, no? nella puntata precedente che eravamo appunto a Duino Aurisina che il terrano si sposa molto con gli affettati della zona che sono più grassi, no? Sì. Quindi l'abbinamento è importante, no? Anche per poter poi esaltare il vino, no? Sì. L'abbinamento è la cosa più importante, ecco. Non è che puoi bere vino così senza abbinarlo a qualcosa. Poi ogni cosa, ogni prodotto ha la sua strada, ecco, diciamo così. Erika, Bene, buongiorno. tu sei la compagna di... Sono la compagna di Alberto, mi occupo della parte enologica qui a Tenuta Stella. Sì, il formaggio può essere abbinato a quasi tutti i nostri vini, ovviamente questo è un formaggio non molto stagionato, per cui va meglio con il friulano, ma comunque può accompagnare anche bene il rosso. Allora, prima abbiamo parlato appunto dell'importanza, invece essendo questi vini qua, oltre ai bianchi, terra di bianchi, ci sono vini anche autoctoni, no? Strutturati, che hanno 13 gradi e mezzo nello Sdencina rosso, Sì. ma vanno giustamente anche abbinati. Allora, volevo capire, ecco, partiamo da qua, però volevo anche capire, Alberto è un enologo, no? No, lui è agronomo, tu sei enologa, ma l'enologo come incide con la sua passione, con la sua esperienza, con i suoi studi? Ecco, dammi un flash su questa cosa qua. Perché il vino è buono grazie a te? No, allora, l'enologo in realtà viene detto enologo, ma in realtà si raggruppano entrambe le specializzazioni, sia dal punto di vista viticolo che dal punto di vista enologico. Poi noi qui all'interno dell'azienda ci siamo suddivisi le responsabilità, per cui il mio ruolo comincia nel momento in cui l'uva inizia a arrivare a maturazione, per cui dai controlli che facciamo in vigna a livello analitico si determina il grado di maturazione e da lì si decide quando intervenire, quando vendemmiare l'uva. Poi dopodiché si agisce a livello di processo di vinificazione, che in realtà qua
è molto semplice perché il nostro focus è proprio quello di ottenere il miglior prodotto in vigna. Le vigne sono appunto gestite in modo biologico, come vi aveva spiegato Alberto, e poi naturale. in cantina cerchiamo di limitare al minimo gli interventi. Questo Cioè però, il vino alla fine si forma già prima, sì, infatti. basta non rovinarlo, no? Come Infatti. si dice, no? E quindi dobbiamo soltanto intervenire nel momento giusto. Ecco, diciamo che essere enologo in una cantina biologica significa intervenire tempestivamente nel momento opportuno, quindi i vini vanno seguiti. Perché il vino, ogni stagione è diversa, si diceva prima, no, con Alberto, e quindi va capito che cosa fare, no? E lì bisogna essere lì, in quel momento, Sì, assaggiare infatti. o guardare. Assaggiare, annusare tutto quello che sì, guardare, sì, ovviamente. Sì, diciamo che è un lavoro concentrato, noi lo concentriamo molto in fase di vendemmia perché è proprio lì che bisogna prestare la massima attenzione. Poi ovviamente nel corso degli anni ci sono tante altre procedure da eseguire, da effettuare e così via. Ecco. Allora, qua comunque in azienda ho visto che siete voi due, ma c'è anche Marzia. Marzia, sì, Marzia è la nostra responsabile amministrativa, è arrivata anche nell'accoglienza, no? Anche nell'accoglienza, è anche un'ottima cuoca. Ecco, no, volevo chiederti, allora, riepilogando qua, Tenuta Stella, mi dici il sito, mi dici siete sui social, Sì. come uno vi trova, Sì. attraverso sicuramente anche scopriamo il FVG, che è il nostro hashtag, che appunto ci sarà la puntata su Dolegna del Collio. Qua siamo a Dolegna del Collio, siamo a Sdencine, ma dove vi trova uno? Quindi dammi il tuo indirizzo di web o Sì. social. Allora, il nostro indirizzo web è www.tenutastellacoglio.it. Anche sui social potete sempre cercare Tenuta Stella Collio, perché ci sono tante Tenuta Stella in Italia, noi ci si differenziamo perché siamo Tenuta Stella Collio. Ecco, che questo è un nome, anche l'hashtag Collio, Brda, perché qua si vede proprio la Slovenia, quindi tradotto è Brda in Slovenia, quindi qua hashtag Collio. Hashtag Collio. Sì, ecco, e così non vi sbagliate. Seguite il Cammino Celeste, seguite il Sentiero Italia, oppure seguite queste due persone veramente che ne sanno del vino, che sono Alberto, agronomo, e Erika, enologa. Sì. Bene, quindi diciamo che siamo un brindisi. Sì. Cin cin, cin cin, e venite nel Collio che avrete una bellissima accoglienza. Ecco, allora io ringrazio ancora tantissimo l'assessore Ivana Sant che è stata presente con noi, che ha partecipato alla nostra trasmissione attivamente. La ringrazio, la saluto Romano Paludniak, che rivedremo nella prossima puntata con dei bellissimi approfondimenti sempre sul territorio, a scoprire il territorio del Friuli Venezia Giulia. Grazie, vi ringrazio e vi saluto. Allora, sì, ringrazio anch'io chi ci ha seguiti e ringrazio in particolar modo Ivana perché 6 frazioni sono lunghe, ci sono tantissime aziende, quindi è stato anche un impegno poi anche assaggiare il vino perché chiaramente sono tutti molto che sarà stata una sofferenza per te, Romano. Io ti ringrazio che ti sacrifichi a ogni puntata. Però in questo senso. Il bello è che quando si parla di accoglienza c'è anche tanta gastronomia. Quindi venite qua, no? Certamente. Grazie. Le nostre porte sono sempre aperte, tutti i nostri locali vi accoglieranno con le braccia aperte. Bene, Elena, allora... Grazie ancora. Grazie anche a te, ci vediamo più avanti, no? Seguiteci alla su prossima tutti i puntata. canali. Grazie, saluti a tutti. Ciao Elena. Ciao. E io ringrazio tutti voi che come sempre ci seguite numerosissimi. Vi ricordo che abbiamo trasmesso Scopriamo il Friuli Venezia Giulia dal comune di Dolegna del Collio. Ringraziamo tantissimo l'amministrazione comunale, il sindaco Carlo Comis e l'assessore Ivana Sante che ci hanno condotti a scoprire queste meravigliose zone, queste colline del Goriziano, queste aziende agricole, questi posti meravigliosi ed incantevoli
che in qualsiasi momento anche voi potete andare a visitare. Vi ricordo che un bellissimo approfondimento su Dolegna del Coglio lo troverete anche nel magazine digitale interattivo Esplora e Ama, che uscirà la prossima settimana, e quindi vi invito anche a leggere questo bellissimo approfondimento, questo magazine. Se la trasmissione vi è piaciuta, vi invito a regalarci il vostro like, e comunque, indipendentemente dal like, vedere che in tanti ci seguite e ci vedete non può che essere per noi motivo di orgoglio e di sprone per continuare a lavorare in questo senso. Grazie ancora a tutti voi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.